Adesso lasciamo la parola al dottor Endo Martini, geologo, presidente dell'Alta Scuola, che tanto si è occupato, anche se fatto promotore di questi studi, di questo approfondimento, e sugli strumenti innovativi di governance e di partecipazione democratica dei contratti di fiume per il dibattito. Sì, dunque io in verità, siccome il focus è molto centrato sul problema del mercurio, salto un sacco di slide e vado a quelle che avevo messo in fondo per fare in modo che gli ultimi diventano i primi, anche in ricordo di Roberto Minervini, che ho conosciuto molti anni fa, e con Roberto abbiamo condiviso nella primavera del 2016, mentre che noi stavamo lavorando al contratto di Fiume del Paglia, nell'ambito dei tavoli di lavoro Roberto coordinava il tavolo qualità dell'ambiente. I contratti di fiume sono prima di tutto dei cacciatori di criticità, nel senso che dopo, magari se avremo tempo, vi cercherò di farvi capire meglio come funzionano, ma il Paglia, il contratto di Fiume del Paglia, nasce attraverso un manifesto di intenti sottoscritto dai comuni rivieraschi intorno al fiume Paglia. Perché? Perché una serie di problematiche generate in fase iniziale dalla questione diciamo del rischio idrogeologico. Voi sapete che nel 2012 c'è stata l'alluvione, Orvieto Scalo sott'acqua, non ci furono vittime ma ci andammo vicini, ma contemporaneamente c'erano anche problematiche di carattere ambientale sul Paglia. Io sono un geologo, ho lavorato molti anni in Regione Umbria, ci sono entrato nel 1977. Uno dei primi studi che facemmo fu proprio quello relativo all'acquifero del Paglia. Scoprimmo ad esempio in una zona verso Allerona, scavando alcuni pozzi per capire bene le cose, che a 40-50 metri di profondità si trovano acque a 40-50 gradi, quindi voglio dire il magma che sta sotto la miata a caldo scalda molto anche altri territori. Questo è ben noto ai geologi che hanno studiato queste cose. Peraltro io ho pure un peccato di origine, mi sono laureato a Pisa e ho studiato con illustri docenti di allora, anni 68-70, e alla Miata ci portavano all'Arderello a vedere le questioni. Allora con Roberto Minervini noi, al di là delle cose che potrete curiosare scaricandole dal sito di Alta Scuola, dove trovate delle idee progetto, delle cose condivise col territorio, cioè condivise in tavoli di discussione tipo questi di oggi, individuammo anche l'idea di fare un focus sull'inquinamento da sostanze indesiderabili, in particolare il mercurio. Ricordo proprio Roberto molto come dire, tenace su queste questioni, tant'è che nel luglio del 2016 organizzammo lì nell'aula del Consiglio Comunale di Orvieto questo focus sul mercurio. Devo dire la sincera verità, io non sono un esperto, ma quando ci accorgemmo che il Ministero dell'Ambiente, nonostante personali telefonate alla segreteria tecnico del Ministro e alla direzione delle acque,
e le 3 regioni invitate non vennero, capimmo che avevamo toccato un punto caldo, come è caldo il magma, cioè che fa bollire l'acqua, che poi si estrae come fluido geotermico. E in quella sede uno dei relatori fu il professor Borgia. Noi invitammo l'Università di Firenze, il Dipartimento di Scienze della Terra, perché erano usciti alcuni articoli che attribuivano come dire, la gran parte delle presenze di mercurio nel Paglia alle miniere abbandonate, chiuse, finite e ad altre questioni. Ad onor del vero devo dire che le ordinanze di non consumo del pesce pescato nel Paglia c'è già in tutto il territorio di Orvieto all'Erone. C'è stato dato l'obbligo di non consumo e il focus è sul mercurio, siccome le associazioni dei pescatori fanno parte del tavolo di discussione dei contratti di fiume, quindi noi ci trovavamo con un chimico come Roberto, con i pescatori che facevano le loro pressioni per il fatto che divieto di consumo umano delle carpe che si pescava o si continua a pescare. Quindi lì nella zona dell'Orvietano il problema era venuto fuori in maniera abbastanza robusta. Io devo dire con grande sincerità, ma non lo dico né come alta scuola né come geologo, lo dico come Endro Martini, come mi chiamo. Non ho avuto l'opportunità per un paio d'anni, 3 anzi, di essere responsabile dei procedimenti di VIA e di VAS in Regione Umbria e mi sono occupato anche di un tentativo di introdurre la VIS, cioè la valutazione di impatto sanitario. A mio parere, indagare la matrice ambientale è perfetto, è doveroso, è obbligatorio, ma deve partire un'indagine di tipo epidemiologico per capire se in questi territori dove noi paventiamo questo problema c'è qualche segnale già. Perché se qualche segnale si ritrova, prima si parlava di indagini dei capelli, vuol dire che allora qualcosa già sta nella catena alimentare o lo si respira o lo si sta accumulando, perché si fa un progetto sentieri a livello di Istituto Superiore di Sanità per tutta la problematica dell'Ilva e poi delle zone, perché intorno all'inceneritore di Riccione, lì come si chiama non ricordo, Coriano, ecco, bravo, si sono fatte tutta una serie di indagini e qui nulla si muove. Va bene, andiamo avanti nella matrice ambientale che è la competenza dell'ARPA, ma dove stanno le USL, dove sta la sanità? Bisogna, scusate, lo dico proprio con la passione nel cuore, lei è un medico, non ce l'ho con lei, ma qui bisogna che la sanità, la salute cominci a dare qualche risposta, perché se noi continuiamo a dire sì, ma no, ma qui si proprio bisogna, insomma, già stiamo in una filiera in cui alla fine della filiera c'è l'uomo o la donna e i bambini che già ci hanno dentro, perché c'è già stato questo accumulo. Abbiamo paura di scoprire questo? Cioè questo è il vero problema e allora aspettiamo di capire, perché vedete, a me mi va benissimo sapere, capire che il mercurio si mobilizza, cammina, arriva ad Alviano viene trattenuto, lo sappiamo che ad Alviano viene trattenuto e c'è una concentrazione, perché?
perché ad esempio un po' di mercurio viene pure forse da altre parti, non lo sappiamo. Siccome è stato fatto uno studio di cui all'epoca io fui, come dire, parte in causa, sui problemi del trasporto solido dall'Università di Perugia, e nelle analisi dei sedimenti del trasporto solido a monte della diga di Corbara sul Tevere il mercurio non c'è, ma a valle della diga di Corbara, dal Viano, il mercurio si trova. I fiorentini lo trovano, ma poi quello che hanno indagato i fiorentini e pubblicato è tutto quello che c'è o c'è anche qualcos'altro? Perché questa è la domanda che mi pongo. Cioè, quando si fanno indagini ci sono tanti dati che vanno controllati, si possono pubblicare, ci sono poi altre informazioni che ti fanno capire che c'è da andare in una direzione o in un'altra, ma ancora siamo, come dire, non siamo convinti di quello che si fa. Allora, molto bene il discorso che si sta facendo, quello piano che è stato esposto, un piano che peraltro nasce dopo questo incontro. Ricordo bene il dottor Marchetti dell'ARPA Umbria, andammo a Firenze, siamo andati a parlare col direttore, con la Maria Sargentini di ARPA Toscana, Martinelli era presente a quell'incontro, era pure presente l'ARPA Dipartimento di Siena, ma parlarono in pochi, solo quelli che l'avevano organizzato e i relatori invitati, anche Roberto disse la sua. Da lì è nato questo piano di indagini. Allora io dico che mentre che va avanti questo piano di indagini, che è finanziato e che è ben coordinato e che mette insieme le 3 regioni, bisogna che da quell'altra parte possibilmente parta anche un discorso, se possibile, di tipo epidemiologico, che è difficile. Non sono un medico, non lo so, non è semplice, ma bisogna, secondo me, avere il coraggio. L'altro punto in discussione, ma sto mercurio, da dove viene veramente, siamo in grado di dimostrarlo, cioè siamo in grado, a me hanno detto che non esiste la possibilità di fare un'analisi isotopica che mi dica che il mercurio che io trovo viene dalla centrale geotermica piuttosto che da una fonte mineraria chiusa. È vero, non è vero? Non sono uno specialista. I dati portati, ad esempio, sono, insomma, dati pubblici, dati ufficiali, tu li confronti, spaventano, questa è la parola giusta, spaventano. Dopo questa mia dissertazione di fondo, grazie per l'attenzione, l'avevo previsto, vado all'indietro. I contratti di fiume si fanno attraverso incontri di carattere plenario, ma poi ci si divide per discutere, come abbiamo visto prima. Abbiamo discusso di problemi di sicurezza idraulica, abbiamo discusso di fruizione del fiume, di problemi ambientali, di paesaggio e anche di governance, mettendo insieme i sindaci che tra di loro devono confrontarsi. I contratti di fiume sono stati riconosciuti come strumenti funzionali anche nelle strategie di adattamento ai cambiamenti climatici. Sono andati a dirlo a Marrakesh nel 2016 alla convention. I contratti di fiume sono strumenti che favoriscano il dialogo sociale, è la linea guida del contrasto al dissesto idrogeologico, la numero 10, effetti sociali ed economici dell'intervento, in cui raccomanda, Italia Sicura raccomanda di utilizzare lo strumento del contratto di fiume per il dialogo sociale, cioè per la partecipazione. Sono noti in Europa. Vado a questo punto all'inizio della mia presentazione per parlare
di due nodi a mio avviso fondamentali. Allora, nel 1998 si firma la Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione dei cittadini e l'accesso alla giustizia in materia ambientale. L'Italia la firma perché l'hanno firmata gli Stati membri. Questo vi lascio questa presentazione. La finalità è diritto di accesso alle informazioni e di partecipazione del pubblico ai processi decisionali. Quindi voglio dire, abbiamo una convenzione internazionale sancita che sancisce certi diritti. Poi c'è pure quello che ti dice che io ho 30 giorni di tempo per risponderti, no? Tutte quelle belle questioni per cui quando sono stato un pubblico dipendente, se devo fare resistenza perché mi dicono di fare resistenza, hai voglia di cavilli giuridico-burocratici, quanti ne trovo. L'altro è, sentivo parlare prima di nuove concessioni, vabbè, ma le nuove concessioni geotermiche, via, valutazione impatto ambientale, autorizzazione integrata ambientale, sono momenti nei quali chiunque è interessato può presentare osservazioni. A questo punto queste occasioni non possono, bisogna portare queste considerazioni su quei tavoli perché ti devono dare delle risposte ufficiali. Bisogna stringere all'angolo per cercare di far capire che non è poi tutto scontato. Io non vorrei rubare troppo tempo alla discussione, anche poi c'ho un problema che non potrò rimanere ancora tanto perché devo farmi quasi 3 ore di viaggio per tornarmene a casa. Però volevo aggiungere un paio di immagini. Parliamo di contratto di fiume, parliamo di interessi che giocano intorno a un fiume, dalla produzione di energia al paesaggio, alla cultura, alla viabilità, ai rischi, ai parchi, quindi è un intreccio di competenze in cui ci sono piani e programmi che, nonostante il ragionamento imposto dalle direttive europee sui piani per la gestione del rischio alluvioni o i piani per la gestione dell'obiettivo di qualità delle acque da 2060, comunque noi ancora abbiamo che a livello amministrativo il piano di tutela della Regione Lazio lo fa la Regione Lazio, il piano di tutela dell'Umbria lo fa la Regione Umbria, il piano di tutela della Toscana lo fa la Regione Toscana. Quindi noi sul Paglia abbiamo 3 piani di tutela delle risorse idriche, un piano di tutela del Paglia toscano, un piano di tutela del Paglia umbro e un piano di tutela del Paglia laziale. Coordinarsi è una bella parola, ma bisogna fare qualcosa forse di più del coordinamento. In una situazione di cambiamenti climatici, no? Questa bellissima, io l'ho trovata su Facebook, a Genova dice questa immagine, non solo il clima è cambiato, com'era la situazione nel 1797, com'era nel 2007. Chiudo andando alle direttive, anche se la Convenzione Europea sul Paesaggio non è una direttiva, però essendo stata ratificata e recepita con legge, diciamo, nel codice poi del paesaggio, lo possiamo considerare come una direttiva, e soprattutto nel 2060, cioè la direttiva acque al preambolo 14, che impone la consultazione e il coinvolgimento del pubblico, compreso gli utenti,
nella pianificazione a scala di distretto o di bacino idrografico. Consultazione e coinvolgimento del pubblico, compreso gli utenti. È su questa diciamo cosa che sono nati i contratti di fiume in Italia, con un tavolo nazionale che comincia a lavorare a Umberti nel 2008, ne sono stati fatti 10, l'ultimo fu fatto a Milano e oggi i contratti di fiume stanno nel codice dell'ambiente. Allora, non è che lo strumento del contratto di fiume risolverà mai il problema dell'inquinamento del mercurio. Lo strumento del contratto di fiume però nel bacino del Paglia è stato forse un acceleratore di un problema, perché ha visto al suo interno attori che erano in parte coinvolti, in gran parte competenti, con i pescatori che quando sono trovati a questi divieti cominciano a... Sembra banale, ma su un tema come questo del mercurio, ed è quello che noi abbiamo scritto con Roberto, per chiudere, scusatemi se lo cito troppe volte, ma era un amico, oltre che un collega. Noi scrivemmo quello che vedete qui in fondo. La governance, l'eventuale estensione del processo di contratto di fiume in territorio laziale e toscano potrebbe essere collocato nell'ambito di un intervento territoriale integrato di collaborazione interregionale da costruire. Se questa collaborazione interregionale è in parte costruita su un tema specifico come quello dell'inquinamento da mercurio, io credo che forse ci sono le possibilità per poterla costruire anche su problematiche anche di sviluppo, senza tralasciare ovviamente questa specifica del mercurio che deve avere un suo percorso, che il contratto di fiume, più che aver fatto lo sforzo di sollevarlo, diciamo, può continuare a dare una mano, ma non più di tanto, ovviamente molto tocca agli specialisti, agli esperti, che bisogna vedere i risultati che usciranno nel giro di qualche mese. Grazie. Sì, sicuramente è giusto anche un aspetto sanitario da incominciare, direi quasi parallelamente. L'indagine potrebbe essere fatta e potrebbe essere fatto anche abbastanza rapidamente. Proprio recentemente sono venuti dirigenti sanitari, no, della provincia e avevano già uno studio sulle principali patologie che sono riscontrate in quest'area, e io ricordo che fra le patologie che hanno una impennata maggiore rispetto a altre zone del Lazio, in questa zona qui avevamo, se non ricordo male, la leucemia. E quindi forse sarebbe il caso magari di